Siete contenti perché siete lá na casa do Signore? Cominciamo adesso a accomodar-se, perché hoje sarà um culto più speciale de todo o culto que facciamo em nossa casa. Hoje é o culto da Santa Cena. Da quando iniziare questo culto, cominciamo noi a vigilare, a cominciare a vedere in noi lo stesso, a chiedere perdono ao Senhor de qualquer coisa que abbiamo fatto, que abbiamo pensato, que possa transgredir o nosso espirituale, para que no momento da Santa Cena possamos essere preparados, quelli que participam da cena. Amém? E vou levar a condividere com voi questa sera il Salmo 125, versículo 1. Se i ragazzi possono mettere, scusa perché canto de peregrinaggio, quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, que não pode vacilar, mas está saldo e eterno. E eu credo que tudo aquele que sono qua, questa sera, é porque confidano no Senhor. Amém? Possiamo lasciare lá fora tudo aquilo que possa distrair a nossa mente, que nós possamos, em este momento, a cominciare veramente a meter-se como veramente adoratore. E que o Senhor venga a ricevere la nostra adorazione in questo culto, em nome de Jesus. Amém? Facciamo uma preghiera. Senhor, meu Deus, meu Padre, siamo qua in questa sera, Senhor, para te louvare, para te ringraziare, Senhor, por tudo aquilo que tu hai fatto na nossa vida, durante questa giornata e durante questa settimana, Senhor. Porque tu sei um Deus maravilhoso, Padre. E nós siamo com te, porque nós crediamo em te. Nós não siamo qua, Senhor, para aquilo que tu vuole dare a nós, mas para aquilo que tu sei na nossa vida. Porque tu sei o nosso Salvatore, tu sei o nosso Padre, tu sei a nossa soluzione, Padre. Tu sei aquele que está, Senhor, meu Deus, seduto à destra do Padre, e que está ali a levar, Senhor, la nostra lamentazione, la nostra preghiera, le nostre coisas que nós vogliamo dire, que muitas voltas não riusciamo a dire, mas tu sei aquele que nostro gemido inexprimível, Senhor, tu estás, Senhor, a contemplar. E com esta sera, Senhor, nós te chiediamo em nome de Jesus, perdona, Senhor, pelo nosso pecado, perdona pela nossa distrazione, pulisce, Senhor, a nossa anima, prepare o nosso cuore, prepare a nossa anima para que nós possamos lodar-se, Senhor, em espírito e em verità, Padre. Tolhe, Senhor, tudo aquilo que vai venir, Senhor, a disturbar ogni persona que é questa sera qua, que ogni persona que é entrato qua, Padre, possa uscire diversamente, Padre, e que loro possa uscire qua com a tua benedizione, Padre, que tu já hai cominciato a versare. Riempi questa casa dalla tua Shekinah e dalla tua protezione divina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Possiamo fare un applauso al Signore. Amém. Gloria a Dio per la vita di ognuno di voi, di ognuno di noi che è venuto qua. E in questo momento ho un invito molto speciale per tutti i giovani di questa chiesa. Come dice mio papà, i giovani sono fino ai 99 anni, quindi se tu hai 100 anni allora puoi stare seduto. Però se tu hai fino a 99 anni mi dispiace, ma dovrai saltare, cantare e ballare e gridare insieme a noi con questa canzone. Amen. Storia voglio scrivere, io avanti andrò, perché mi fido, e sei in mezzo al cammino, devo piangere, io tornerò perché tu sei con me, allora
continuiamo a cantare, ad adorare il nostro Re. Cantiamo insieme una canzone all'agnello, diciamo a Lui: chi è come te, Signore? Non c'è un altro, tu sei santo, sei ineguagliabile. Amen. Cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come il Signore? Chi è come il Signore? Chi è come il Signore? Santo, sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regno sulla terra e cielo per sempre. Sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regno sulla terra e cielo per sempre.
sentire solo le voci santi, sei incomparabile. Tu sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regni sulla terra, il cielo per sempre. Per sempre. Pace a tutti, questo è il momento delle offerte e delle decime. Quando mi è stato chiesto poco fa di portare la parola, posso avvicinarmi un momento con la Bibbia? Il Signore ha parlato questo nel mio cuore: quello che il popolo ha arriva da me, viene da me. Qualsiasi cosa che tu hai arriva dal Signore. Entrega com coração, confia no coração e faz com coração. Dai con il cuore, confida nel cuore e fai con il cuore. E io pensavo che dare e fare fossero la stessa cosa. Dare è quando tu scegli nel cuore, fare è quando tu agisci e scegli di dare al Signore. E poi il Signore mi ha portato, chiedo a Fabio se può mettere un versetto, in Malachia 3,10, che dice così la parola: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Questo è un ordine, portate. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le catarrate del cielo, e non verserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. E quando ho chiesto al Signore la conferma, pochi istanti dopo la missionaria Marina è salita qui, ha parlato del Salmo 125, quelli che confidano nel Signore. Questa è la parola. Io vi invito a prendere la vostra offerta e la vostra decima. Chiudete i vostri occhi e preghiamo insieme. Padre, noi siamo qui davanti a te c'è il tuo popolo. Tu sai, Signore, quello che ognuno ha in cuore, quello che sta decidendo di fare. Oh Signore, la tua parola dice qui di portare le decime alla tua casa. Noi siamo qui, Signore. Io vengo a chiederti in questo momento, vieni a benedire le nostre vite, riversa su di noi, Signore Padre, le tue benedizioni. Entra con potenza e con provvidenza nella vita di ogni persona che è qui. Vieni, Signore Padre, ad aprire le porte del lavoro. E dove c'è, Signore Padre, qualche dubbio su questo gesto per il quale tu hai dato un ordine, Padre Santo, per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Questa è la tua parola qua, Signore. Vedrete se io non vi aprirò le catarrate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Ricevi, Signore Padre,
nella tua casa le nostre offerte, le nostre decime, che possano arrivare, Signore Padre, dando con cuore, confidando con cuore e facendo con il cuore, Signore Padre. Benedici, Signore Padre, e distruggi tutto quello che non arriva da te, in nome di Gesù. Qualora, Signore Padre, qualcuno stia facendo un patto, noi stiamo consacrando a te ogni offerta e ogni decima, che tu possa agire e manifestarti conforme questa tua parola che è scritta e la parola che tu hai parlato poco fa al mio cuore, riconfermando in nome di Gesù. Amen. Siamo qui per te, muoviti fra noi, quello che hai fatto già, lo rifarai per noi, se gridiamo a morti vivono, niente è impossibile, la tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella
tua vita tu hai bisogno di un miracolo. Può darsi sia un miracolo nella salute, un miracolo nella vita finanziaria, un miracolo nella vita del tuo figlio, del tuo papà. Ah, Signore. Può darsi tu hai un vizio, non lo so, lasci stare a quello che pensano loro, lasci stare. Tu sei davanti a un Dio potente, a un Dio che ha potere di ti libertare, un Dio che ha potere di salvare, un Dio che ha potere di fare un miracolo nella tua vita oggi. Tu puoi iniziare a dire: Signore, io voglio te. Io lo so, Signore, che hai potere nel tuo sangue. Ah, Signore, fai un miracolo. Fai un miracolo, Signore. Ah, Signore. Tu puoi iniziare a dire: Signore, ho un figlio che ha bisogno di un miracolo. Signore, mio padre, la mia madre, non lo so. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Prendi questa canzone per la tua vita e esci qua con il tuo miracolo nelle mani. Amen. Facciamo un applauso al Signore. C'è un po' di avviso. Pace a tutti. Io volevo introdurvi, se dietro mi aiutano. In realtà parlerà il video da sé, se puoi mettere il video per favore, Fabio. È per l'11 settembre che ci sarà questo grandissimo evento. No. Bene, questo evento sarà l'11 alle ore 16, inizierà alle 16, però vi suggerisco di venire un po' prima, alle 3:30, perché ci sarà anche un aperitivo, quindi il tempo di accomodarci e poi iniziare per le 16. Avviso molto importante di nuovo, tutti siete invitati. Se c'è qualcuno se si vuole aggiungere all'ultimo momento, che mi scriva, oppure a fine culto me lo faccia sapere, così abbiamo un'organizzazione ottima. Va bene? Vi aspetto tutti quanti, anche puntuali. Amen? Amém, amém. Preparatevi.
In questo momento volevo apresentare le due persone che stanno nos visitando. Não será só com esta volta, virá sempre, porque eu já dichiaro no nome de Jesus. Amém? La Paula, che è la prima volta qua con noi, si fa così. E dopo c'è la Michele. Sono lì. Come che la Chiesa può ricevere queste donne? Si è benvenuta in nome di Gesù e ritorna sempre. Questa è la casa del Signore. Amém? Sarà sempre com aquela porta aberta. E adesso eu invito o nosso predicatore de questa sera, nosso presbítero Sandro, que será hoje direcionato da cielo e será a voce do Senhor per nostra vida questa sera. Tutto aquilo que o Senhor já messo no seu cuore e uscirà, que nós possamos ricevere come seme e che questo seme possa crescere e dare tanti frutti. Amém? Possiamo fare così con le nostre mani verso il nostro fratello. Senhor, meu Dio, meu Padre, eccolo qua, Senhor, o teu filho, que tu hai scelto per portare la tua parola, la tua voce, a tutti quelli che sono qua, Pai, che ha bisogno, che tu possa usare com la potência do teu Espírito, que lui não possa, Pai, em nome de Jesus, lasciare niente, tutto aquilo, Senhor, que tu hai já designado, e ha detto a lui di parlare, que lui possa essere questa sera la voce tua no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amen. Pace a voi, pace a tutti. Dio vi benedica. Oggi è culto di Santa Cena e mia figlia mi ha detto: papà, sarai breve, vero? E io ho detto: non lo so, solo Dio può dirmi se sono breve o meno. Però una parola per voi è arrivata e diciamo che questa parola qui è già da diverso tempo che la sto studiando, preparando e veramente è molto interessante. Volevo parlarvi di 4 cose da fare per avere la salvezza ed andare nel regno dei cieli. 4 cose. Chiedo a Fabio se può mettermi il banner che avevo preparato, che quello magari può rimanere in vista, insomma. Ok, perfetto. Io leggendo i Vangeli ho trovato 4 cose e li ho letti, riletti, veramente la parola mi ha parlato tanto. E io ho trovato ci sono 4 cose. Allora, la prima cosa è trovare la strada. La seconda è trovare la porta. La terza è aprire la porta. E la quarta è entrare dalla porta. E mi baserò su quello che Gesù ha detto nei Vangeli. Però per trovare qualcosa, prima dobbiamo cercare. Perché chi sta seduto non trova niente. Perciò noi dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, non dobbiamo essere pigri, per trovare dobbiamo cercare, prima di tutto. Dobbiamo cercare, dobbiamo avere buona volontà. Il primo punto, che è trovare la strada, mi sono domandato, ma cosa vuol dire trovare la strada e cos'è la strada? Qual è? Perché anche gli apostoli stessi hanno chiesto questo a Gesù. Possiamo leggere in Giovanni 14, versetto 6, che Gesù dice così: io sono la via,
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù dice: io sono la via. Perciò la strada è Gesù. Perciò dobbiamo ascoltare la parola di Dio, dobbiamo cercare la parola di Dio per trovarla. Se puoi mettermi Luca 8, versetto 12. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, e poi il resto va bene, ma l'importante è che sia quelli lungo la strada, sono quelli che ascoltano. Perciò noi sì cerchiamo la strada, sì troviamo la strada, ma dobbiamo ascoltare la parola, dobbiamo metterci in ascolto. La nostra azione è ascoltare, non chiudere le orecchie e andare via. Dobbiamo ascoltare. Quelli lungo la strada sono quelli che ascoltano. Tu hai già fatto il primo passo. Tu sei venuto in chiesa per ascoltare la parola. Tu sei già sulla strada. Voi tutti siete già sulla strada. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il secondo punto. Scusate. Mi metti 2 Corinzi 2,15. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Noi siamo insieme a quelli che si possono perdere, perché l'uomo può salvarsi o può perdersi, ma noi che siamo qui in chiesa siamo un profumo di Cristo per Dio. Voi siete un profumo perché state cercando la salvezza. Per trovare la porta, anche a questo punto mi sono detto: ma che porta? Come possiamo trovare una porta magari su una strada? Sempre in Giovanni 10,9 dice così: Gesù dice: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Perciò anche qui scopriamo che la strada è Gesù, la porta è Gesù. Mi metti in Matteo 7, versetto 14. Qui dice: quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Sì, fratelli, cercare e trovare la strada è difficile, perché l'uomo ha sempre dentro di sé qualcosa che non vuole andare dal Padre. Perciò Gesù dice che la strada è stretta. La strada che porta alla vita non è un'autostrada, l'autostrada è quella che porta all'inferno, perché è più facile, è molto più facile camminare con quello che noi vogliamo. Il significato di trovare la porta è credere, è capire e credere ciò che la parola di Dio ci dice. Dobbiamo credere. Se noi leggiamo Romani 10,9, dice così:
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Alleluia. Alleluia. Tu devi credere. Quando tu trovi la porta è perché tu credi che Gesù ti può salvare e che è risuscitato dai morti. Il terzo punto, ho detto prima, che è aprire la porta. E anche qui mi sono fatto sempre le stesse domande di prima. Ma cosa vuol dire aprire la porta? Come faccio? Sempre nei Vangeli, in Matteo 7,24, ci fa capire cos'è. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Chi ha ascoltato le mie parole e le ha messe in pratica. Sempre in Matteo 7, però nel versetto precedente, il 21, non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Fratelli, aprire la porta vuol dire mettere in pratica il Vangelo. Dobbiamo fare le cose giuste che ci dice il Vangelo. Dobbiamo mettere in pratica ciò che Gesù ci ha consigliato di fare. Dobbiamo aprire il nostro cuore a Gesù. In Apocalisse 3,8 dice questo: io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ho posto davanti a te una porta aperta. Dio ha posto una porta aperta davanti a noi, fratelli. E gloria a Dio che noi siamo in chiesa qua e che cerchiamo la presenza di Dio, perché noi non abbiamo rinnegato il nome del Signore. Non lo abbiamo rinnegato, lo abbiamo nel nostro cuore. Perciò gloria a Dio per questo. Gloria a Dio per questo, fratelli. Nonostante noi siamo deboli e fragili, noi abbiamo custodito la parola di Dio, la parola di Gesù, e vogliamo, desideriamo di custodirla per tutta la nostra vita. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il quarto punto e l'ultimo è entrare dalla porta. Come possiamo entrare dalla porta? E cosa vuol dire entrare dalla porta? Sempre nella mia ricerca, nei Vangeli, Gesù ci spiega veramente tutto. In Matteo 7,13 dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Entrate, Gesù ti dice entrate, perché se la via è Gesù, se la porta è Gesù, Lui ha lasciato una porta aperta per noi possiamo entrare. Possiamo entrare con Lui. In Luca 13:24 dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Molti cercheranno di entrare e non potranno. E perché?
Perché molti cercheranno e non potranno. Qui parla, fratelli, di fare il bene e di fare il male. E a volte fare il bene non è così facile come ci sembra. A volte lo vogliamo fare, ma non riusciamo a farlo. A volte non vogliamo fare il male, ma lo facciamo. Perciò ecco perché molti cercheranno di entrare nella porta, ma non riusciranno a entrare. Dobbiamo far cadere le nostre maschere. Dobbiamo far cadere le nostre maschere. Dobbiamo abbandonarci totalmente alla verità della parola. Per essere salvati noi dobbiamo purificarci. Dobbiamo santificarci. Per entrare dalla porta dobbiamo santificarci. Perché sennò non entreremo. In Apocalisse 3, versetto 20, dice così: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Gloria a Dio. Gesù sta alla porta, fratelli, e bussa. Bussa per noi. Vuole che noi che ci salviamo. Lui vuole che ci salviamo. Lui ti sta chiamando di là dalla porta, ti sta chiamando, ti sta dicendo: ehi, sono qua, cosa stai facendo lì? Dobbiamo santificarci, fratelli, dalle nostre debolezze. In Romani 12, versetto 2, dice così: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi a questo mondo. Prima abbiamo letto che non tutti entreranno, o tanti cercheranno di entrare e non entreranno. Ma qui dice: non conformatevi con questo mondo. Noi siamo molto attaccati a questo mondo, fratelli. Perciò dobbiamo trasformare il nostro cuore. Dobbiamo trasformare il nostro cuore mediante il rinnovamento della nostra mente. Cosa significa? Che dobbiamo lasciare tutto nelle mani di Dio. Dobbiamo lasciare tutto nelle mani di Dio, perché noi da soli non riusciamo. Noi non riusciamo. Non ce la facciamo da soli a salvarci. Abbiamo bisogno di Lui. E la trasformazione avviene se noi ci avviciniamo a Lui. Se noi ci lasciamo avvicinare da Lui. In Ebrei 12:13, ho quasi finito, fratelli. In Ebrei 12:13 dice così: fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Lasciami questo versetto qua, Fabio. Fate sentieri dritti per i vostri passi. Qui stiamo andando oltre ai 4 punti che vi ho detto. Perché sì, trovare la strada, sì, trovare la porta, sì, aprirla, sì, entrare, ma Gesù vuole qualcosa di più da noi, oltre che essere salvati, perché tanti non entreranno, anzi, come nelle 10 vergini che arriveranno là senza olio, dirà: io non vi conosco, perché tu hai fatto tutto quello che c'era da fare,
tu hai tutto l'olio necessario per raggiungere la porta? Dobbiamo camminare rettamente, fratelli. Dobbiamo ascoltare la parola di Dio, metterla in pratica, affinché i nostri amici, le persone che abbiamo fuori, che già sbagliano, che possono essere salvate, che possono essere guarite. Loro guardano te, i tuoi amici, i tuoi familiari, loro guardano te, come ti comporti, come parli, come agisci. E questo, se tu hai Gesù nel cuore, sorprenderà le loro vite, perché diranno: ma tu sei cambiato, c'è qualcosa di diverso in te. A loro piacerà questo modo di fare e vorranno anche loro fare questo. Questo è salvare le vite, fratelli. Questo è aiutare i nostri fratelli, fare la volontà di Dio e aiutare i nostri fratelli. Perciò fate sentieri dritti per i vostri passi. Cercate il bene prima di tutto. In 1 Corinzi 12:31 qui dice: voi però desiderate ardentemente i doni maggiori, ma la parola che mi interessava è questa: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Questo è il capitolo che il nostro apostolo Paolo parla dell'amore. La via per l'eccellenza è l'amore. È l'amore. Perché ci sono tante cose insieme all'amore, ma la più grande di tutte è l'amore. Allora, se la strada è Gesù, se la porta è Gesù, vuol dire che noi siamo davanti alla parola di Dio, perché noi dobbiamo ascoltare, perché Gesù è la parola di Dio. Leggere il Vangelo vuol dire trovare Cristo. Trovare Cristo vuol dire trovare amore, perché Cristo è amore. La parola di Dio è amore. E allora perché? Perché Gesù tante volte ci dice quanto stretta e angusta è la strada e la porta? Perché ci dice che la porta e la strada sono strette, sono difficili, sono anguste, se la porta e la strada sono amore? Perché la porta e la strada sono Gesù e Gesù è amore. Perché è così difficile trovare la strada e la porta se la strada e la porta sono amore? Sapete perché è difficile, fratelli? Perché noi non siamo capaci di amare. Non siamo capaci di amare come ci ha insegnato Gesù. È più facile tradire, è più facile mentire, è più facile odiare, più facile usare i nostri interessi, più facile sminuire le persone, abbandonarle. Provate a pensare che tante volte veramente noi non riusciamo ad amare come ha amato Gesù. È per questo che Gesù ha detto che la strada è stretta, anche se è amore, ma proprio per questo dice che è difficile, perché l'amore di Gesù è un amore puro,
un amore che noi non abbiamo, ma ne abbiamo bisogno. Noi non abbiamo l'amore di Gesù, ma ne abbiamo bisogno. Tante volte non siamo capaci di sopportare i nostri fratelli, non siamo capaci di sopportare i nostri figli, non siamo capaci di sopportare le nostre mogli, non siamo capaci di sopportare i nostri colleghi, i nostri compagni di scuola. Siamo fragili, fratelli, abbiamo un amore fragile, debole. Noi abbiamo veramente bisogno di essere trasformati nel nostro cuore. Che Gesù Cristo possa veramente aprire la porta del nostro cuore, cambiarci, trasformarci e far entrare l'amore suo in noi. Che possa far entrare Gesù dentro il nostro cuore, quell'amore che ci manca, quell'amore che ci completa come esseri umani. Perché senza l'amore di Dio noi cadiamo. Noi cadiamo perché siamo egoisti. Amen, fratelli. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera. Padre, in questo momento la tua parola è stata portata. Io non so chi è che ha avuto bisogno di questa parola, Padre, non lo so, ma nel mio cuore ho sentito fortemente il bisogno di dire queste parole, che sono parole tue, Padre, che tu possa trasformare veramente i nostri cuori, che tu possa cambiare la nostra mente, rinnovare la nostra mente, che noi possiamo avere più intimità con te, Padre, avere il tuo amore nella nostra vita, poter perdonare i nostri fratelli, aiutarli anche se sono persone sgradevoli, aiutare i nostri nemici, come tu ci hai detto. Ama il tuo nemico, dagli da bere, dagli da mangiare. Non guardare la tua vita. Pensa che lui è figlio di Dio, come te, e ha bisogno anche lui della salvezza. Che noi veramente possiamo essere riempiti di questo amore di cui abbiamo bisogno. Che possa scendere in questo momento lo Spirito Santo dentro di noi e che ci parli, che ci dica come trasformare il nostro cuore, come essere più buoni, come essere più amici, andare più vicino al fratello, all'amico, alla mamma, al papà. Che noi possiamo avere questa sensibilità, Padre. Aiutaci, Padre, rinnovaci, santificaci. Fa che noi possiamo portare le cose giuste nella nostra vita e non le cose sbagliate, che noi abbiamo il tuo amore dentro di noi e che noi possiamo essere il tuo riflesso in questo mondo. E io ti ringrazio per questo in nome di Gesù. Amen.
essere usato per tutto quello che vuoi da me. La tua presenza è ciò di cui ho bisogno. La tua presenza è il mio più grande dono. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Sei ciò di cui ho bisogno, sei tutto ciò. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Io posso toccarti. Tu sei la mia vita, Gesù. Sei il mio amico, la tua volontà, dolce Spirito, il mio pane. Senza te non c'è valore in me, sono come un vaso pronto ad essere usato per tutto quello che vuoi da me. La tua presenza è ciò di cui ho bisogno. La tua presenza è il mio più grande dono. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Sei ciò di cui ho bisogno. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Tu sei ciò di cui ho bisogno. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Tu sei ciò di cui ho bisogno. Possiamo cantare insieme, attrae. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio. Dichiara, tu sei tutto ciò. Sei ciò di cui ho bisogno. Attrae il cuore mio, Gesù. Attrae il cuore mio, Gesù. Io posso toccarti.
Santa Cena e volevo gentilmente Fabio, se per caso può mettermi Ebrei 13:12. Se riesci a trovare Ebrei 13 versetto 12. Dice così: perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta. Anche Gesù ha sofferto fuori dalla porta. Come stiamo soffrendo noi, fratelli? Come Lui ha sofferto per noi, anche noi possiamo soffrire per Lui. Cosa dite? Perciò stasera celebriamo questa Santa Cena ricordandoci ciò che ha fatto Lui per noi e per ringraziarlo e per dar tutto l'onore e la gloria a Lui di ciò che ha fatto. Amen. Possiamo pregare per questi alimenti. Stendete le vostre mani. Padre Santo, in questo momento voglio benedire, Signore, questi alimenti. Purificali, Padre. Rendi questo succo d'uva simile al tuo sangue, Padre, che possa entrare dentro di noi veramente e trasformare il nostro cuore, la nostra vita. Benedici questo pane, Padre, trasforma questo pane, che possa essere il tuo corpo, Padre, che dentro di noi possa dare la gioia, dare la grazia di essere persone generose, persone pure, persone buone. Benedici, Padre, questi alimenti e ti chiedo questo in nome di Gesù. Amen. Diciamo, no, adesso dico, metti pure giù. La parola di Dio dice così: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Perché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Chiedo a tutti, per facilitare la distribuzione, che restino in piedi chi deve ricevere la Santa Cena, e quelli che non si sono battezzati nelle acque possono sedersi, e invece quelli che si sono battezzati possono restare in piedi se vogliono ricevere la Santa Cena. Amen. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz.
justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amen. Amen. Tutti hanno ricevuto, qualcuno manca? Amen. Allora, come ha fatto Gesù in quella notte, prendiamo il pane tutti insieme. E dopo il pane possiamo bere il sangue, il succo di uva. Insieme.
tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alleluia, alleluia, gloria a Dio per questo culto, gloria a Dio per tutto quello che Dio ha fatto qui oggi. È veramente sceso lo Spirito Santo qui in tutto quello che abbiamo fatto, perciò adesso faccio una preghiera finale. Gesù Padre Santo, in questo momento ti ringrazio delle tue parole,
di tutte le canzoni che ci hanno riempito il cuore della tua presenza, Padre. Grazie di questa Santa Cena che possa veramente trasformare i nostri cuori e riempirci del tuo amore, tutto ciò che tu ci hai parlato, che noi possiamo veramente essere trasformati dal tuo amore, Padre. Grazie di queste parole, grazie di tutti i miei fratelli, che loro possano essere benedetti in questa settimana, che loro possano ricevere da te la grazia, ogni grazia che tu puoi dare a loro, Padre, che loro dove possano entrare, uscire, portare la tua presenza, Padre. E ti chiedo questo, Padre, in nome di Gesù. E ricordo a tutti che c'è la cantina, se avete fame potete venire qua a mangiare. C'è un banner della cantina? No? Mi stava dicendo la missionaria Marinei se c'era culto mercoledì. Questo no, ancora no, perché devono ancora tornare i nostri pastori. Adesso appena torneranno i nostri pastori ci riorganizzeremo, faremo una riunione, perciò vi daremo le prossime indicazioni. Amen. Possiamo alzarci, apriamo le nostre mani. Che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che l'amore di Dio Padre, la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, e la Chiesa unita può dire Amen. Gloria a Dio.